Io sono andato questa mattina all'inaugurazione, sono arrivato poi all'inaugurazione è stata un po' più tardi e poi avevo visto anch'io queste foto. Devo dire, allora, da una parte devo dire che poi sono stato anche più tardi all'interno dei padiglioni dove non c'è una situazione come quella lì e dove devo dire che tutti i ragazzi portano assolutamente la mascherina, anche perché è presidiato, tra l'altro ci sono gli stand della polizia, dei carabinieri, della polizia locale, della protezione civile, quindi è vero che, e questo adesso l'ho già detto alla fiera questa mattina, certo il momento dell'ingresso è un momento un po' particolare da gestire probabilmente meglio perché i ragazzi arrivano con i pullman, arrivano con i treni, arrivano tra l'altro anche da fuori Verona e il momento dell'ingresso è il momento in cui si è generata quella situazione perché poi in realtà all'interno, tra l'altro la fiera è talmente grande, talmente vasta, abbiamo fatto anche Fiera Cavalli negli ultimi fine settimana con 100.000 persone, non ci sono stati problemi, che dobbiamo avere la massima attenzione quotidiana ed è il motivo per cui ogni giorno, su ogni singolo evento, su ogni singola questione, poi bisogna sempre migliorare, perché ci troviamo ad affrontare delle situazioni che talvolta magari non te le aspetti con quelle caratteristiche, quindi bisogna intervenire subito per fare in modo che il giorno dopo la situazione sia sicuramente migliore.